Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per aggiornarvi sulle notizie, la cronaca del nostro territorio. In questo momento il presidente Luca Zaia sta parlando a Bassano subito dopo, il giorno dopo la decisione della Corte Costituzionale che ha stabilito incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha svolto già 2 mandati di candidarsi per un terzo mandato e quindi lo stop al terzo mandato. Oggi il presidente Zaia in occasione di questa conferenza stampa sta parlando anche del terzo mandato. Non so se riusciamo ad averlo eccolo qui. Quindi vediamo subito se riusciamo, intanto vedete le immagini del presidente Zaia. Presidente che dovremo avvicinare fra qualche minuto per avere insomma le sue prime parole. Intanto magari sentiamo De Carlo. Aspettate un attimo che forse potremmo avere il presidente Zaia le prime parole dopo la bocciatura del terzo mandato. Vediamo se riusciamo, eccolo qui. Vediamo se riusciamo appunto ad avere le parole del presidente Zaia, le prime parole dopo la bocciatura del terzo mandato. La linea al nostro Mirko Cavallin. Sì, buongiorno. Buongiorno direttore, allora come avete visto dalle prime immagini di Renzo Rigon, il presidente Zaia ha partecipato questa mattina a Bassano ad un incontro per sostenere la riapertura del Tribunale della Pedemontana, presenti sindaci dell'Alta Padovana, del Trevigiano e ovviamente di quest'area del Bassanese. Adesso c'è stato poco fa il punto stampa dove ovviamente il tema principale è stata la sentenza di ieri sera poco dopo le 19:30 della consulta che di fatto ha dato lo stop al terzo mandato. Tra pochissimo il presidente Zaia sta rilasciando altre dichiarazioni, poi lo avremo al nostro microfono per raccogliere la sua amarezza, la sua delusione e gli chiederemo appunto anche quali saranno i passi successivi. Già alcune dichiarazioni sono uscite, abbiamo letto anche delle dichiarazioni del senatore De Carlo che ha dichiarato, e poi chiederemo a Zaia una risposta, che le priorità dei veneti sono i dazi di Trump, pur adesso sospesi per 90 giorni. La priorità sono i dazi piuttosto della querela sul terzo mandato. C'è anche un'altra questione, ovvero la decisione della data, la scadenza naturale del mandato della Regione Veneto sarebbe col prossimo autunno, essendo state le precedenti votazioni a fine settembre del 2020, ci sarebbe un conflitto tra la norma regionale che dice voto in primavera, quindi primavera 2026, e la norma nazionale che invece dice 5 anni di durata di mandato. Su questo la Regione ha chiesto un parere ulteriore agli uffici di Roma. Qui c'è anche molto sostegno, diciamo, da parte dei primi cittadini. Molti di questo territorio sono della Lega, e quindi quando poi il presidente, anche con un po' di sarcasmo, devo dire, ha cominciato a parlare del tribunale, ha detto: io rappresento qui un centro di potere, a proposito del tribunale e delle polemiche che ci sono state proprio relativamente alla regione come centro di potere. Zaia, come sapete, è di fatto al suo terzo mandato e quello eventuale sarebbe stato il quarto, e su questo poi c'è stato anche un dibattito a distanza col presidente De Luca. La sentenza della Corte riguarda proprio la regione Campania. Pare che i due governatori non si siano sentiti, l'ultimo incontro credo proprio al Vinitaly in questi giorni. Io continuo a vedere se tra pochissimo il presidente Zaia potrà essere qui con noi. Intanto appunto ricordiamo che c'è adesso questa attesa per la data, se sarà autunno, si parla di fine ottobre, primi di novembre per l'eventuale scadenza naturale, oppure della finestra primaverile del 2026, che verrebbe tra l'altro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, evento che il presidente Zaia ha fortemente voluto e sostenuto.
questo dibattito ovviamente insieme a tutto il resto del panorama economico, politico, nazionale e internazionale sta crescendo, anche se la sentenza della consulta chiaramente mette un punto fermo, bisogna aspettare poi le motivazioni. Ieri c'è stato questo comunicato ufficiale sul quale adesso chiederemo anche risposte. Zaia sottolinea, e tra poco ce lo dirà, che ci sono delle incongruenze tra le regioni come il Veneto, che hanno adottato una legge che recepisce la normativa nazionale, che dice c'è un limite di 2 mandati per il presidente della regione, e altre regioni anche a statuto ordinario come il Veneto, che invece questa legge non l'hanno mai recepita. Sì. Allora, tra poco allora io sì. Allora, noi intanto riprendiamo la linea, dopo avremo l'intervista con il Presidente Zaia, intanto sentiamo le parole di Luca De Carlo. Credo che piuttosto che la querelle del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump, e che ha visto il nostro governo particolarmente attivo nella definizione di questa problematica, che ha un impatto su tutto il Veneto, sulle esportazioni, sulle qualità delle esportazioni venete anche negli Stati Uniti. Dunque avete sentito, ovviamente cercheremo di avere le parole del Presidente Zaia dopo questa notizia, sentiremo anche che scenari si apriranno ora, insomma stop, dunque l'avete sentito, al terzo mandato. Noi, se riusciamo, fra poco ci colleghiamo anche con il nostro Christian Arboit, apriamo quindi la pagina della cronaca. Nuova udienza del processo per il delitto scusate, di Margherita Ceschin, la donna, la 72enne uccisa a Conegliano. Qualche giorno fa c'è stato un super testimone che faceva parte della banda criminale che aveva organizzato questo delitto insieme al mandante, che è l'ex marito della donna, e che aveva parlato, aveva detto ruoli e nomi di chi aveva partecipato a questo delitto. Oggi c'è una nuova udienza, ci sono i parenti che sono stati anche nella scorsa udienza, come il fratello di Margherita Ceschin, ci sono le amiche della povera vittima che attendevano la donna il giorno del delitto, e poi sono state loro a dare l'allarme. Poi sentiremo fra pochi minuti il Presidente, il nostro Christian Arboit. Io vedo che ci dovrebbe essere il Presidente Zaia, per cui ci fermiamo solo un attimo per sentire le parole invece del Presidente Zaia. Eccolo qui. E quindi non c'è il terzo mandato per solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori, tanto è vero che la Corte lo scrive nella nota di ieri, scrive attenzione che tutte le regioni a statuto speciale, che sono 5, eleggono 6 presidenti perché Trento e Bolzano si dividono e hanno 2 presidenti, vanno assolutamente liberamente, tanto è vero che ieri Trento ha modificato la legge per il terzo mandato e l'ha approvata, e quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori. Tutte le altre cariche dello Stato, i parlamentari, quindi i deputati, i senatori, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutto quello che vi viene in mente, non ha blocchi dei mandati. Io non voglio fare una crociata contro le cariche dello Stato, ma voglio dire semplicemente che oggi dobbiamo prendere atto che le uniche 2 cariche elettive, cioè quelli che noi cittadini eleggiamo, il Presidente della Regione e il Sindaco, sono le uniche cariche che hanno il blocco dei mandati. Allora io lo trovo assurdo, e quindi resta aperta una questione politica, ma una vera questione politica. Poi non so quando e chi la affronterà, ma dire che il cittadino ha il blocco dei mandati sui suoi rappresentanti lo trovo abbastanza inusuale, no? È un'anomalia tutta italiana. Poi qualcuno, mi lasci dire, fa l'esempio degli Stati Uniti, Trump il Presidente degli Stati Uniti ha il blocco di 2 mandati. Sì, ma stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti, stiamo parlando del sindaco di una città che si sbatte per riuscire a far quadrare i conti e parlare con i cittadini. Cioè, paragonare il Presidente degli Stati Uniti con un governatore o
o diciamo un sindaco va di moda solo adesso per giustificare il blocco dei mandati. Quando la Regione recepì questa norma nazionale, lei come l'aveva presa, quella sul blocco dei 2 mandati? No, allora, la legge sul blocco dei mandati è del 2004. Nel 2004 decisero di dar vita a questa roba che poi si è tradotta oggi nel blocco per solo alcuni governatori e solo per alcuni sindaci. E noi nel 2012, essendo io stato eletto nel 2010, abbiamo adottato la norma. È una norma che prevedeva il blocco dei mandati, tanto è vero che ho concluso con questo mandato, diciamo, i miei mandati. Però nel 2012 l'idea era quella che tutto andasse in questa direzione. La verità è che nulla è andato in questa direzione, addirittura si sono, diciamo, come si può, defilate un sacco di cariche, tanto è vero che anche sul fronte dei sindaci, se nel 2012 tutti avevano il blocco dei mandati, oggi ce ne sono solo alcuni. E nel 2012 sembrava che tutti i governatori dovessero avere il blocco dei mandati, oggi su 21 governatori eletti, diciamo 6 non hanno il blocco dei mandati, cioè si fanno la legge che vogliono. A me non sembra una roba tanto equa e normale. Lei lascerà Palazzo Balbi a novembre o in primavera? Ma guardi, questo io non glielo so dire. Intanto rispondo a quelli che dicono adesso Zaia fissi le elezioni, che stanno ancora una volta prendendo in giro i cittadini. Le elezioni si fissano a prescindere dal numero dei mandati, le elezioni le fissi perché finisce la legislatura, quindi non fatevi prendere in giro da quelli che fanno queste dichiarazioni che sono disperati. Su questo però avete chiesto un parere a Roma. Ma anche qui, allora, la legge nazionale dice che si deve andare a votare entro 60 giorni dalla fine dei 5 anni. E quindi noi dovremo, in teoria, la data ultima è, mi sembra, il 22 novembre. Però la legge regionale dice, e così lo spiego, fra l'altro in maniera anche, e grazie per l'ospitalità, la legge regionale dice devi andare a votare solo in primavera. Allora, i tecnici dicono, se convoco le elezioni a novembre, può accadere che qualcuno che magari perde le elezioni faccia un ricorso e impugni il risultato elettorale, e viceversa, se le convoco in primavera potrebbe essere che qualcuno che perde le elezioni mi impugni il risultato e mi rimandi magari al voto. Quindi hanno chiesto semplicemente un parere ufficiale per poter capire da che parte sta la verità. A me sembra una roba logica, c'entra niente della politica. Il senatore De Carlo, a proposito di politica, Fratelli d'Italia ha detto che per i veneti le priorità sono i dazi pur sospesi di Trump e piuttosto del terzo mandato. Beh, guardi, io questo non so, non ho parlato con tutti i 5 milioni di veneti nelle ultime ore, però penso che siano anche i dazi uno dei grandi problemi, come ne abbiamo altri. C'è uno importante per i veneti che è l'autonomia. Non vorrei che ci fossimo dimenticati dell'autonomia, piuttosto che altre grandi partite che stiamo facendo, o tutte le tasse che paghiamo, e vorremmo vedere opere realizzate sui territori. Ma direi che è giusto presentare tutti i problemi. C'è anche il problema poi che i veneti, quando vanno a votare, vorrebbero essere liberi di scegliere. A proposito di colloqui con De Carlo, che ha promosso al centro appunto la legge della Campania, di questa decisione, con De Carlo ha parlato? Scusa. Con il Presidente della Campania, scusi. Ah sì, no, guardi, no, io non ho mai tenuto rapporti con i colleghi su questa partita, tanto è vero che il Presidente De Luca io l'ho incontrato e ci ho parlato in tutto questo periodo al Vinitaly, cioè non ho rapporti telefonici o dietro le quinte, assolutamente no. Veniamo al tema di oggi, quello del Tribunale della Pedemontana. 3 province coinvolte, una settantina di comuni, 500.000 di abitanti. Non è diventata provincia Bassano, ma potrebbe tornare al Tribunale. Lei è qui per sostenere questa causa? Ma sì, io sono qui, sono esattamente 13 anni che parliamo di questo Tribunale. Ma quando è stato chiuso? Ricordiamo ai cittadini che è stato chiuso un Tribunale il giorno dopo l'apertura, dopo il restauro. Quindi sono 11.000 metri quadrati di tribunale restaurato, ci è costato circa 20 milioni di euro, ed è un tribunale che oggi merita di essere riaperto come prevede il governo, quindi io spero si vada in questa direzione. Manca il personale negli altri tribunali, è un guaio, è un grosso problema, però è pur vero che dobbiamo portare il personale negli altri tribunali e fare in modo che qui arrivi il personale per aprire anche questo. Avrà 72 comuni come area di riferimento e circa 500.000 abitanti.
Dunque avete sentito le parole del presidente Zaia, che ha parlato ovviamente della bocciatura al terzo mandato, ha parlato anche del Tribunale di Bassano, ma noi torniamo, l'avevamo detto prima, del delitto di Margherita Ceschin, la nuova udienza oggi in tribunale a Treviso. Per noi lì sul posto lo vedo il nostro Cristian Arboit insieme all'avvocato Serpico. Cristian, buongiorno. Non sento. Non sente niente, Cristian, non so se ci senti, noi ti sentiamo invece bene. Vai. Daniela, sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Nuova udienza a Fiume per il caso Ceschin, il delitto di Margherita Ceschin che si era consumato a Conegliano nel giugno del 2023. Oggi spazio alle amiche, spazio in particolare al fratello di Margherita che fra poco ascolterete. Lo abbiamo intervistato ai nostri microfoni, ha detto delle cose che hanno un peso specifico. Non solo ha chiesto giustizia per la sorella, ma è anche ritornato su quei tragici giorni subito dopo il ritrovamento del cadavere della donna. Qui con me c'è Mauro Serpico, avvocato della difesa, rappresenta alcuni imputati, in particolare quello che è stato definito, individuato come l'esecutore materiale del delitto che si trova in aula Molongo. Avvocato, come sta procedendo questa udienza? Oggi è stata un'udienza tutto sommato abbastanza tranquilla, nel senso che i testimoni che abbiamo sentito finora sono testimoni chiaramente che non hanno riferito in ordine alla dinamica omicidiaria, ma più che altro che hanno riguardato i rapporti che esistevano tra la signora Ceschin e l'ex marito Lorenzon. Abbiamo sentito in particolare le parole del fratello della signora Ceschin in aula, parole sicuramente che hanno colpito tutti, noi avvocati ma anche sicuramente il tribunale, parole che ci aspettavamo provenissero dal fratello della signora Ceschin, ma che tutto sommato hanno consentito di evidenziare come ultimamente, questo emerge anche dalle dichiarazioni delle amiche, ultimamente la signora in realtà era abbastanza tranquilla e i rapporti erano molto più distesi rispetto al passato. Ecco, ci saranno colpi di scena nel corso della giornata, secondo lei? Ma sicuramente diciamo che i testimoni che ascolteremo nel pomeriggio saranno forse, mi si passi l'espressione, più interessanti, nel senso che atterranno proprio alla dinamica dei fatti omicidiari e quindi potrebbe emergere qualcosa di interessante. E al rimpallo di responsabilità tesissimo che c'è attualmente tra i diversi imputati. Grazie davvero, avvocato, la lascio rientrare in aula. Chiaramente il processo va avanti, noi però vi faccio sentire Daniela le parole di Paolo Ceschin, che per la prima volta parla ai nostri microfoni. È il fratello di Margherita Ceschin, con cui aveva un legame profondo. Paolo Ceschin che chiede giustizia per quella sorella, ma che aggiunge anche altro. Che cosa faceva riferimento l'avvocato Serpico? Al fatto che Ceschin a un certo punto ha detto: io me la sentivo quando mia sorella è stata ritrovata morta all'interno dell'appartamento di Conegliano, subito ho sospettato di Enzo Lorenzon che Paolo Ceschin descrive come un padre, marito, padrone. Però appunto Daniela, ti lascio da Palazzo di Giustizia con Nicoletta Rizzetto proprio con le parole esatte pronunciate ai nostri microfoni dal fratello di Margherita Ceschin. Paolo Ceschin, fratello di Margherita Ceschin, oggi lei è qui per chiedere giustizia. Sì, sono qui per chiedere giustizia perché diciamo che ci sono talmente tante tali prove che non c'è più nessun dubbio e spero che chi ha fatto questo venga condannato. Lei prima diceva: ho perso 10 anni di vita anch'io, sono invecchiato d'improvviso. Sì, perché è una cosa che
come dico sempre, io le ho viste solo nei film, però sei convinto che a casa tua queste cose nella tua famiglia non possano mai succedere. Invece mi sono, diciamo, calato in questa realtà purtroppo, mio malgrado, e la sofferenza è tanta, perché ti sembra impossibile che possano esistere situazioni del genere. Lei al giudice ha descritto Lorenzon come un padre, marito padrone, come un marito anche assente. Sì, marito padrone, perché lui con i soldi ha la convinzione che con i soldi si possa fare tutto, ottenere tutto, e però più che altro, oltre a questo, anche un marito e un padre assente. Senta, Ceschin, lei fin dal ritrovamento di sua sorella morta all'interno dell'appartamento ha avuto una sensazione strana, l'ha raccontata al giudice. Lei quasi fin dall'inizio ha sospettato di Lorenzon. Sì, subito, immediatamente, perché ho la ferma convinzione che mia sorella non potesse avere nessun nemico, a livello poi di ucciderla è impossibile, ma non aveva nemici, non aveva debiti con nessuno, si era rifatta una vita, aveva ritrovato, come dicevo, un po' di serenità, e per cui non ho avuto nessun dubbio dal primo momento, da quella sera che mi ha chiamato per constatare quello che era successo. Avete sentito le parole del fratello di Margherita Ceschin, che per la prima volta ha parlato ai microfoni, poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali ovviamente altre testimonianze, e faremo un po' il punto di quello che è successo in questa nuova udienza. Ed ora continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Verona. 10 studenti sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una scuola a Isola della Scala, a Verona. L'episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 all'interno dell'Istituto di Formazione Professionale ENAIP. I ragazzi soccorsi sono stati trasferiti per accertamenti agli ospedali di Borgo Roma, a Verona, Legnago e Villafranca, tutti in codice verde. L'allarme è rientrato intorno alle 10, da quando si è appreso circa 20 persone, tra studenti e insegnanti, sono entrati a contatto con la sostanza urticante, ma solo 10, come vi ho detto, hanno accusato irritazioni cutanee e respiratorie tali da rendere necessario il loro trasporto in ospedale per accertamenti tutti in codice verde. Quando è scoppiato il panico è scattato il piano di evacuazione per l'ala dell'istituto interessata dalla bravata, e tutte le persone coinvolte sono state portate all'esterno. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, i carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la speciale squadra del nucleo NBCR, il nucleo biologico chimico radiologico, che hanno verificato l'assenza di sostanze tossiche, quindi gli studenti sono potuti rientrare a scuola. Ed ora andiamo a Padova. Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sui social numerose segnalazioni di ragazze che hanno subito delle avance da un uomo che tentava di adescarle a Vigonza. Noi ci colleghiamo in diretta con la nostra Valentina Visentina e Andrea Benetti. Sentiamo che cosa ci dicono. Siamo con il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, per lanciare un appello, perché sono ormai numerosi gli episodi e le segnalazioni arrivate sui social, ma anche le denunce alle forze dell'ordine e allo stesso comune di un uomo sospetto che ormai da qualche tempo si aggira per le vie di Vigonza, due in particolare, via Ruffini e via Molino, tentando di adescare giovani donne, ragazzine per lo più. Questo uomo si avvicina in auto rivolgendo apprezzamenti anche piuttosto pesanti e fuori luogo alle ragazze e le vuole invitare a salire nella propria auto. C'è già un identikit, è un uomo italiano di mezza età che viaggia e si sposta a bordo di un'utilitaria. Queste sono le informazioni che sono arrivate al comune e anche che sono state divulgate attraverso i social. Qui con me, appunto, dicevamo, c'è il sindaco Gianmaria Boscaro per lanciare un appello a tutte le donne di Vigonza a denunciare, fotografare, segnalare, in qualche modo aiutare le forze dell'ordine a rintracciare questo personaggio. Sì, esatto, e noi abbiamo già rafforzato i pattugliamenti della polizia locale, perché c'è stato segnalato
che quest'uomo agisce tendenzialmente tra mezzogiorno e le 5 di sera, quindi nel pomeriggio, durante il pomeriggio, e quindi abbiamo messo in campo i nostri agenti di polizia locale per pattugliare la zona. Ma nonostante questo intervento è importante innanzitutto che le famiglie prestino un'attenzione particolare. Quello è un quartiere residenziale dove vivono molte famiglie ed è bene che siano tutelate soprattutto le donne più giovani che sembrerebbero essere l'oggetto di questi apprezzamenti, e poi di fornire le informazioni in modo tale da permetterci di procedere con le indagini insieme ovviamente ai carabinieri che sono informati e anche loro stanno operando nella zona. In particolare chiedo se ci possono essere forniti dei dati più precisi non solo sull'uomo ma ad esempio anche il numero di targa o il modello, in modo tale che riusciamo anche attraverso dei controlli incrociati a individuarlo. Questo è importante per tutelare la nostra comunità e le nostre ragazze. Soprattutto diciamo le ragazzine molto giovani a essere l'obiettivo di questo malintenzionato, quindi un appello anche a loro: non fidatevi assolutamente e se venite avvicinate chiedete subito aiuto. Sì, esatto, già come è successo devo dire nei casi che ci sono stati segnalati, le ragazzine appena sono state contattate da quest'uomo sono scappate. E cercate di scappare nel caso in cui dobbiate mettervi al riparo verso il centro dove ci sono le persone, dove c'è magari aperto il comando di polizia locale, dove ci sono i vari esercizi commerciali, non verso i campi dove si è isolati, perché queste due vie confinano con gli argini e con i campi. E appunto segnalateci o a noi o ai carabinieri le nuovi eventuali episodi o se incrociate quest'uomo. Grazie mille Sindaco, insomma speriamo che venga al più presto ritrovato. Grazie. Ed ora parliamo di incidenti stradali. 6 incidenti mortali nel solo tratto nel comune di Codevigo nel 2024. Nel 2025 ne registra già 3 e dopo il tragico incidente lungo la statale Romea ha costato la vita a 3 persone. I sindaci di Codevigo e Chioggia lanciano un appello: serve prudenza, questa strada non perdona alcun errore. Sentiamo. Paolo Tagliaferri, 68 anni, Pietro De Gidio, 67, Pasquale Spagnolo, 53. Sono 3 amici di Ferrara, le ultime vittime della strada statale 309 Romea. La loro vita si è spezzata qui alle 15 di martedì al chilometro 103, quando la loro auto, una Renault Scenic, si è scontrata contro un tir carico di legname condotto da un 54enne di Giavera del Montello, rimasto leggermente ferito. La Romea non perdona, ripete chi conosce questa strada, che in questo tratto nel comune di Codevigo, nei pressi di Rosara, è un lungo rettilineo. Sulle cause dell'ultimo tragico incidente la Procura di Padova ha aperto un fascicolo. Il camionista potrebbe essere indagato per omicidio stradale. All'origine un malore del conducente dell'auto, un sorpasso azzardato, come ce ne sono molti. Una tragedia a cui chi vive lungo questa strada la percorre tutti i giorni, come il sindaco di Codevigo, Ettore Lazzaro, rischia di abituarsi. È grave dire una cosa del genere, che ci stiamo abituando, perché succedono mortali. L'anno scorso, tanto per dare un dato, nei nostri 9 chilometri ci sono stati 6 mortali. Quest'anno partiamo con un primo incidente con 3 morti e questo è molto grave. Dicevo, l'abitudine è una cosa grave, fare abitudine su queste cose. Nel frattempo le amministrazioni senza sosta lavorano sulla messa in sicurezza. I 9 chilometri di Romea e di Codevigo sono tagliati da 4 incroci. Da almeno 10 anni il comune collabora con ANAS per la realizzazione di 4 rotatorie. Noi, per quanto riguarda la parte amministrativa, ci prodighiamo per coadiuvare ANAS nelle varie progettazioni. Speriamo di vederne i frutti, io spererei al più presto possibile. In attesa che si muova qualcosa, dai primi cittadini di Codevigo e della vicina Chioggia arriva un appello. Serve prudenza e attenzione quando si percorre la Romea. Io dico sì, diamo la colpa a questa strada, questa statale della morte, però
dobbiamo prestare attenzione quando ci mettiamo alla guida di un veicolo. Ecco, è vero che la Dormea non perdona, se uno commette un errore dall'altra parte arriva un altro veicolo, la Dormea raramente è completamente libera se non di notte. Ecco, è chiaro che la Dormea non perdona perché il traffico è tantissimo, però ripeto, l'errore umano è sempre dietro all'angolo. Restituita al parroco della chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin, rubata all'altare della chiesa il 29 marzo scorso. La foto era stata rubata da un anziano di Verbania, individuato poche ore dopo la denuncia grazie a un'indagine lampo dei carabinieri di Legnaro coordinati dalla procura di Padova. Oggi la foto è stata riconsegnata al parroco che l'ha riposizionata sull'altare. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo parlato prima della foto che è tornata alla chiesa, la foto di Giulia Cecchettin, e continuiamo a parlare di questo perché le 75 coltellate inferte a Giulia Cecchettin non sono dovute a crudeltà ma all'inabilità di Turetta, allo sfogo della sorella Elena dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Così si segna un terribile precedente. Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non è solo pericolosa, ma segna un terribile precedente. Se Gino Cecchettin per ora ha deciso di non rilasciare commenti, Elena, la sorella di Giulia, si è invece sfogata con un post su Instagram dopo aver letto le motivazioni della condanna a Filippo Turetta. 143 pagine in cui tra il resto si definisce il numero delle coltellate inferte a Giulia, 75, non dovuto dalla crudeltà ma dall'inabilità e inesperienza dell'imputato. Parole che pesano come macigni per Elena, che scrive ancora: sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio. Motivazioni definite vergognose dal vice premier Salvini. Imbarazzante e vergognoso. Imbarazzante e vergognoso nel momento in cui tutti ci stiamo impegnando per ridurre questi odiosi atti di violenza nei confronti delle donne. Dire che 75 coltellate non sono frutto di violenza ma sono frutto di inesperienza è tragica. Spero che si siano spiegati male, perché se ci fosse veramente scritto così sarebbe drammatico. Ma queste motivazioni, spiega l'avvocato di Gino Cecchettin Stefano Tigani, sono complesse e vanno analizzate bene. La motivazione è complessa, va studiata approfonditamente. Non vorrei si dimenticasse che è una sentenza che ha condannato comunque una persona a un ergastolo molto solido, perché, e lo leggiamo nelle motivazioni bene, la premeditazione è veramente granitica e inscalfibile, se si può dire così, ma anche il mancato riconoscimento delle generiche è solido e ben motivato, però la Corte ha confermato un proposito criminale straordinario. Dopo, sulle circostanze aggravanti non riconosciute, è logico, noi sosteniamo che ci fossero, lo abbiamo detto anche in discussione, per cui non torniamo certo sui nostri passi. Tigani, da tecnico qual è, spiega poi. Non vorrei ragionassimo di pancia, perché sarebbe da parte nostra poco professionale. Siccome noi siamo dei professionisti, restiamo sul tecnico. Il fatto che l'aggravante della crudeltà possa essere giustificato da 75 coltellate non esiste, nel senso che la giurisprudenza richiede comunque di più, o meglio, non è scontato che un numero spropositato di coltellate sia considerabile come aggravante di crudeltà. Noi riteniamo che però non ci fosse solo questo elemento, cioè noi riteniamo non c'era solo questo elemento per consentirne il riconoscimento, e su questo andremo certamente avanti. Ci sono dei giorni adesso che ci separano da un'eventuale impugnazione e avremo bisogno di vederci, ma lo faremo a breve anche con Gino, i familiari, poi c'è la questione anche della nonna che non c'è più, quindi sono questioni oltre che di merito anche tecniche che dovremo approfondire.
Prima abbiamo parlato di incidenti stradali, andiamo nel Trevigiano perché due ciclisti sono stati investiti a poche ore di distanza da due automobilisti che non si sono fermati a prestare soccorso. Il primo caso si è registrato ieri pomeriggio a Maser ed ha avuto come conseguenza che la persona travolta ha riportato alcune fratture, il secondo invece segnalato a Riese Pio X, in cui ad essere rimasto vittima dell'incidente è stato un anziano. In entrambi i casi gli automobilisti si sono allontanati senza fermarsi. Le testimonianze di soccorritori accorsi ad assistere gli infortunati avrebbero fornito indicazioni utili alle forze di polizia per risalire all'identità dei responsabili. Ed ancora dal Trevigiano, due giovani di 16 e 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti tra gli autori di una rapina commessa il 5 marzo scorso in centro a Treviso ai danni di un 25enne al quale erano stati sottratti telefono cellulare e la bicicletta. Il gruppo di malviventi aveva aggredito la vittima colpendola con calci e pugni ed utilizzando anche una bomboletta di spray urticante. All'identificazione dei presunti responsabili hanno contribuito le immagini di varie videocamere di sorveglianza comunali. Continuiamo con la cronaca. La Procura di Vicenza ha denunciato Robertino Zancan a seguito dell'uso di una pistola impiegata dall'imprenditore orafo di Nanto per sventare l'assalto di rapinatori al cavò della sua ditta. Il regolare porto d'armi risulterebbe scaduto. Denunciato per detenzione illegale d'armi. È l'ultima tegola piombata addosso a Robertino Zancan, l'imprenditore orafo di Nanto, vittima la notte del 2 aprile scorso di un assalto alla sua azienda da parte di un comando composto da 10 criminali. Avvertito nella sua abitazione in tempo reale dal sistema di sorveglianza, l'uomo era stato il primo ad intervenire nella sua ditta armato con una pistola. Dopo aver sparato almeno 5 colpi, Zancan era riuscito infine a mettere in fuga i banditi. Quella stessa pistola però gli è stata subito sequestrata assieme alle munizioni detenute in casa. Ora anche la denuncia alla procura, che l'imprenditore proprio non si aspettava, come dichiarato nella sua pagina Facebook. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Qual è l'imputazione? Ditemi, perché non so cosa ho fatto. Sapete, avete visto i video, avete tutto in mano, ok? Cioè, cosa c'è di anormale? Perché lei è partito da casa con un'arma che doveva detenere dentro casa sua cosa doveva partire? Col battipanico, un manico di scopa? Cosa dovevo fare? Sì, è vero che ne detengo anche in azienda, però dovevo andare là secondo il sistema, no? E dire, ascoltate, spostatevi un attimo, 10 delinquenti farabutti che devo entrare, prendermi l'arma perché adesso vi devo sparare addosso perché dovete andare via. Cioè, dovevo far quello. La rabbia dell'imprenditore che si sente impotente perché messo in condizione di non potersi difendere. La sua vita era già stata sconvolta per un altro assalto al suo store, costato la vita ad un rapinatore e successivamente ad un sequestro in casa. Uno stillicidio che lo sta tormentando da anni. Oltre ad avermi tolto la libertà, i sentimenti, perché non ne ho neanche più, perché ormai non distingo più la paura dalla felicità o lì contrario, santo Dio, adesso ti tolgono anche la dignità. Difendere 60 posti di lavoro, perché se questi qua entravano dal tutto mi distruggevano tutto. Questa volta però l'imprenditore annuncia di non volersi arrendere. Considera la denuncia di detenzione illegale d'armi un provvedimento per reati assoggettati solo ai delinquenti, scrive nel suo post. Io intendo procedere che adesso chiedo il porto d'armi a uso personale come ho sempre avuto, perché l'arma me la devono restituire, perché è un mio diritto essere armato con tutto quello che mi è successo. Le guardie del corpo non le voglio, perché voglio ancora continuare a fare la mia vita da libero. Non sto zitto, non è che non sto fermo, io scateno l'inferno perché non è possibile una roba del genere. Mi impunterò fino in fondo e andrò fino in fondo perché è un'ingiustizia. Ed oggi è una giornata importante per la Polizia, 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Andiamo subito a Venezia, vedo la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno.
Eccoci, buongiorno Daniela e buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Siamo collegati in diretta da Venezia con il questore di Venezia, il dottor Gaetano Bonaccorso. Buongiorno signor questore. Buongiorno. Per la fine delle celebrazioni dei 173 anni di storia dalla fondazione del Corpo della Polizia di Stato. In questa bellissima cornice siamo in campo San Salvador, alla scuola grande di San Teodoro. Tantissimi i temi toccati, signor Questore, per questa celebrazione. Ricordiamo 3 fatti salienti su tutti, sui tanti che hanno riguardato il nostro territorio, ovvero la visita, l'abbraccio di Venezia al Santo Padre ad aprile dell'anno scorso, quindi la tragedia di Giacomo Gobbato a Mestre e prima ancora ricordava l'omicidio, il femminicidio di Giulia Cecchettin. Sì, i 3 episodi forse più significativi nel corso dell'anno, un anno pieno di impegni, 3 episodi che servono anche per trarre spunto per una riflessione sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico, ed è quello che abbiamo fatto. Consentitemi nell'occasione di ringraziare la mamma di Giacomo Gobbato, che ha avuto una forza straordinaria e soprattutto una sensibilità straordinaria oggi, consegnando una targa che evidentemente è un riconoscimento alla persona che ha avuto un ruolo importante nel fermare l'assassino di suo figlio. Intendo davvero ringraziarla per questo. Sì, è stato molto toccante l'encomio in cui tra i tanti uomini e donne della Polizia di Stato si è visto anche il riconoscimento conferito alla mamma di Giacomo. Poi si è toccato anche il tema della sicurezza, naturalmente, signor Questore, con le misure contro le baby gang. Sì, abbiamo evidentemente anche affrontato quelli che sono i fenomeni criminali presenti e più ricorrenti, più evidenti del territorio, senza dimenticare che l'evidenza dei fenomeni criminali in realtà non dà anche la scala dell'importanza dei fenomeni criminali, perché non bisogna mai dimenticare i fenomeni criminali che meno si evidenziano e che talvolta sono anche più pericolosi dei fenomeni criminali che invece sul territorio si evidenziano. E abbiamo anche indicato quelli che sono i metodi, le strategie che stiamo attuando, che sostanzialmente sono strategie mirate ad individuare le pericolosità sociali presenti sul territorio e rispetto a quelle attivare un'azione che non sia soltanto un'azione di repressione, che peraltro compete principalmente all'autorità giudiziaria oltre che alle forze di polizia, ma anche un'azione di prevenzione che può essere attivata con uffici importanti della questura che si occupano soprattutto di questo, di attivare misure di prevenzione che talvolta hanno una forza ed una capacità sanzionatoria e una capacità di fermare il fenomeno criminale che è addirittura ancora superiore della potenzialità repressiva. Certo, correva l'anno 1852 dalla formazione del Corpo della Polizia di Stato, da allora appunto sono trascorsi 173 anni, adesso la cerimonia è terminata, stanno aspettando tutti il questore di Venezia, Daniela, per i festeggiamenti. Adesso lo stiamo trattenendo. Volevo solo mostrarti questo bellissimo fiore, la calle, cui tutte le donne presenti sono state omaggiate. È stata un'idea sua, signor Questore? Beh sì, è un piccolo omaggio in una giornata importante che è l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Beh, io auguro un buon anniversario a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, tutti gli appartenenti attuali, gli ex appartenenti e i futuri poliziotti. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie signor Questore, grazie per questo collegamento, la lasciamo ai suoi ospiti che la stanno aspettando e arrivederci, grazie, con le immagini di Alberto Pivetta la linea torna a te in studio, Daniela.
Grazie, grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie anche al Questore di Venezia per questo, insomma, ci ha raccontato di questa giornata importante per la festa della Polizia di Stato. Noi però continuiamo con la cronaca, perché oggi ci sarà l'autopsia sul corpo di Vladimir Topiana, l'uomo ucciso, colpito con un'arma da fuoco, con una pistola da parte di Roger Sciotta, che si trova in carcere a Treviso, e oggi dovrebbe esserci anche la decisione del giudice sulla questione dell'arresto domiciliare nei confronti del padre di Roger Sciotta, che ieri ha collaborato e ha spiegato il movente probabile di questo delitto e che cos'è accaduto prima proprio dell'omicidio e prima di questa aggressione al bar a Fontana Fredda. Noi ripercorriamo però la giornata di ieri e sentiamo proprio che cosa ha detto il padre ieri ai giudici. Vediamo se riusciamo a mettere il servizio relativo al delitto di Fontana Fredda a Pordenone, vediamo se riusciamo. Ancora no, ci sono dei problemi evidentemente, quindi noi intanto allora vi presento l'ospite che è qui in studio, Paola Roma. Intanto buongiorno, sindaco di Ponte di Piavo e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSE 2. Intanto buongiorno. Poi noi aspettiamo, insomma, intanto parliamo di altro, aspettiamo di avere il servizio per potervi far sentire appunto le parole del padre che chiarisce il movente di questo delitto. Sindaco, invece ritorniamo a parlare del terzo mandato. Oggi, insomma, abbiamo sentito in apertura di questa edizione il presidente Zaia, che ha un po' insomma, si è detto, insomma, deluso per questa decisione, un po' però che ci si aspettava, o no, secondo lei? Sì, beh, io credo che intanto una riflessione va fatta all'interno proprio dell'alveo normativo, in cui una legge nazionale dà dei paletti rispetto al recepimento di una legge regionale, che è quella appunto che è stata contestata alla Campania. Dall'altra parte, voglio dire, l'esempio è stato anche con il terzo mandato ai sindaci. Io sono uno di quelli che appunto lo scorso anno a gennaio ha avuto l'opportunità di poter fare il terzo mandato, ma come abbiamo visto non ci sono uniformità nemmeno per la parte dei sindaci, nel senso che sopra i 10.000 abitanti comunque continuano e vigono le regole vecchie, sotto naturalmente c'è stata l'opportunità del terzo mandato, ma sotto i 5.000 naturalmente c'è un'apertura totale, quindi a un tempo indeterminato di mandati. Questo anche per la disponibilità delle persone che possono essere messe a disposizione. Io credo che rispetto a quanto diceva appunto il presidente Zaia, sono d'accordo con lui sul fatto che ci deve essere una normativa che dia una visione complessiva e collettiva, non che ci siano delle disparità, tenuto presente che ce ne sono poi rispetto a determinate situazioni anche per quanto riguarda i parlamentari, oltre che per la situazione che citavo prima anche dei sindaci. Quindi credo che in generale una normativa nazionale che va a imporre questo e che poi le regioni assumono attraverso una legge regionale, perché proprio viene imposta dal punto di vista nazionale, dovrebbe considerare davvero tutti gli step e mettere tutti quanti nelle pari condizioni, e naturalmente dimenticandosi di una cosa importante, che sono poi sempre i cittadini a decidere e a scegliere di riconfermare o meno questo. Io credo che in questa situazione sicuramente è una situazione nelle quali è un paradosso, perché voglio dire, se non ci fosse stato il recepimento di una norma nazionale, cosa sarebbe successo in questo paradosso? Si sarebbe andati avanti completamente senza avere un riferimento di altro tipo, quindi credo che su questo, insomma, dovremmo veramente fare delle serie riflessioni per quello che naturalmente è stato fatto anche in questo periodo, perché quello che pensano i cittadini e quello che è stato il buon mandato del presidente Zaia lo abbiamo visto anche attraverso tutta quell'attività che è stata fatta anche da parte della Lega nei gazebi, attraverso il segretario regionale Stefani, che ha visto i cittadini naturalmente riconfermare anche con la propria volontà l'opportunità che il presidente resti il presidente Zaia. Quindi credo che veramente in questo aspetto dovremmo un po' riconsiderare tutti gli ordini anche amministrativi rispetto a questo. Però era una decisione un po' attesa questa, nel senso che ci si aspettava una decisione del genere.
Sì, diciamo che nell'aria c'era questo, ma dall'altra parte, vedendo anche che c'è stata questa raccolta importante di firme, il Veneto i Veneti, da parte partita dal segretario Stefani, rispetto a questo, l'adesione dei cittadini e quindi una continuità di volontà anche da parte della cittadinanza, io penso che dovrebbero essere ascoltati i cittadini, anche perché poi sono loro poi che scelgono. Credo che però una norma nazionale che abbia un recepimento poi regionale di questo tipo, davvero il paradosso, e lo sentivamo anche ieri proprio all'interno delle espressioni che dava naturalmente la Corte, credo che davvero debba essere rivalutata, perché allora non recepire una norma nazionale cosa porta? Porta ad avere naturalmente una continuità e quindi nessuna situazione di 2 mandati, ma che si possa andare avanti a vita. Quindi credo che in questo dovremo fare veramente delle serie riflessioni dal punto di vista normativo e che, ripeto, a tutti quanti, sia per quel che riguarda gli amministratori ma anche per i parlamentari eccetera, possono avere questo. È chiaro che invece per quello che riguarda i consiglieri regionali poi è la legge regionale che eventualmente può imporre un numero di mandati. Ripeto che c'è anche una differenza tra il presidente di regione e invece il ruolo che può avere un consigliere regionale, però insomma credo che i cittadini, insomma, come hanno fatto con gli amministratori, i quali hanno dato anche l'opportunità del terzo mandato, hanno saputo quale sindaco far continuare e quale invece far fermare. Che scenari si aprono ora? Ma io credo che sarà un po' tutto da vedere, credo che naturalmente questa anche situazione porti una serie di valutazioni che devono essere fatte naturalmente da parte di chi è preposto a questo, però credo che in primis, prima di tutto, un po' nelle norme vada sempre considerata la volontà popolare e credo che anche l'espressione data dai gazebi, dalla presenza delle persone, da questa volontà che il Presidente Zaia possa continuare in quello che è stato fatto come campagna del segretario Stefani, credo che debba essere considerata anche da chi sta al di sopra e che deve prendere le decisioni, ma credo che insomma il governo del Presidente Zaia abbia fatto vedere come tantissime delle cose che sono state fatte nel territorio siano proprio questo contatto che i cittadini ci danno e questa risposta rispetto a ciò che è stato portato avanti. Adesso apriamo la pagina, insomma, Presidente anche della conferenza dei sindaci e abbiamo visto che i comuni stanno man mano si stanno adoperando per l'esenzione per il reddito. Di che cosa si tratta per far capire bene e chi ne può usufruire soprattutto? Sì, allora dal 1° di aprile i certificati di esenzione per reddito naturalmente permanenti non saranno più validi e vengono sostituiti dagli aventi diritto dai certificati annuali. Il direttore generale ha presentato alla conferenza dei sindaci un'opportunità che i comuni nei locali già messi a disposizione o nuovi locali diano l'opportunità di fare delle aperture straordinarie, naturalmente con la collaborazione chiaramente del personale degli uffici dell'azienda sanitaria, nel poter dare questo tipo di risposta, in particolare per 3 fasce, 7R2, 7R4 e 7R5, in particolare riferiti già dai minori di 6 anni fino a chi ha un reddito di 36.000 euro, alle persone disoccupate e poi naturalmente per i casi specifici proprio riferiti al reddito. Quindi io ringrazio tutti i comuni che si sono messi a disposizione e il personale dell'azienda sanitaria. Ogni comune assieme all'azienda sanitaria sta promuovendo questa attività di apertura straordinaria, quindi rispetto all'ordinarietà del servizio che viene reso naturalmente attraverso i distretti. I comuni hanno dato la propria disponibilità non solo di luoghi ma anche di aperture straordinarie all'interno dei luoghi che già i comuni hanno dato all'azienda sanitaria come i distretti sociosanitari, proprio per permettere una vicinanza del territorio e dei cittadini. Sono già iniziate nel territorio a partire per esempio da Godega per l'area coneglianese ma anche nell'area di Treviso, proprio per avvicinare i cittadini senza creare ulteriori scombussolamenti rispetto alla modalità operativa che, ripeto, permane anche quella dell'utilizzo dello SPID, della CIE eccetera, ma soprattutto per i più anziani un punto di riferimento col quale ci si può recare proprio con la propria tessera sanitaria, con naturalmente il materiale attestante la vecchia certificazione e il documento di identità, proprio per procedere con questo. Quindi ringrazio di questo lavoro di squadra anche tutti i comuni che hanno dato la propria disponibilità e, ripeto, sono aperture straordinarie proprio per agevolare
aiutare anche quei cittadini che, non avendo lo SPID o la CIE, e che magari insomma anche questi sono alcuni dei servizi come lo SPID che i comuni hanno avuto anche attraverso il bando PNRR Missione 1 per aiutare i cittadini naturalmente in una prima parte, non hanno questa disponibilità di poterlo fare in telematico. Quanti sono i comuni che hanno già aderito? Beh, già aderito una quindicina che hanno dato la propria disponibilità naturalmente per l'apertura, ma a questi appunto si aggiungeranno anche degli altri proprio per questa opportunità che viene data per i cittadini che naturalmente non hanno l'abilitazione rispetto a questo. Dall'altra parte insomma, mi sento anche di dire che i comuni davvero si sono anche messi a fare squadra, perché magari in una stessa location afferiscono anche magari anche più comuni, e questo è opportuno proprio perché magari se c'è un distretto aperto fa un'apertura straordinaria e possono afferire cittadini anche di altri territori. Parliamo anche della sanità territoriale, tanto si parla di sanità territoriale, com'è la situazione in questo momento? Beh, allora, al di là della parte sanitaria, che è quella gestita dalle aziende sanitarie direttamente con la Regione, quindi delle 17 case di comunità per quel che riguarda la nostra provincia, un grandissimo lavoro è stato svolto dagli ambiti territoriali sociali, nel nostro caso l'ATS Ven 09 Treviso, l'ATS Ven 07 Conegliano e l'ATS Ven 08 Castelfranco. In più si sta andando proprio rispetto a quella normativa che del Ministero è stata recepita poi dalla legge regionale di individuazione proprio degli ambiti di una forma giuridica. In questo proprio i territori devono garantire i LEPS, cioè i livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutti i territori. Questo significa che il Ministero vuole che tutti i territori arrivino a garantire quel minimo naturalmente a tutti, dal più piccolo comune, prendiamo il caso di Porto Buffolè per esempio, a quelli più grandi. Quindi anche quei comuni... Questo cosa significa esattamente, per far capire? Significa che per esempio in comuni dove non c'era la possibilità dell'assistente sociale, una ogni 4.000 abitanti viene data l'opportunità di poterla avere. Oltre a questo prevede anche delle assunzioni di personale, per il momento a tempo determinato, per esempio nel caso di Treviso, dell'ambito di Treviso, 13 tra educatori, personale OS, infermieristico eccetera, che permettano naturalmente una presa in carico del servizio e che quindi tutti i comuni possano erogare gli stessi servizi ai cittadini. Questo comporta un cambio epocale in cui fondamentale è il lavoro con i comuni, con gli ambiti naturalmente che già stanno lavorando in questo, con i nostri servizi, gli assistenti sociali che dovranno lavorare in team e che naturalmente stanno lavorando sulle funzioni che l'ambito potrà avere, quindi non solo quelle di erogazione di contributi, ma anche tutto quello che per esempio sono le politiche abitative o altre funzioni, e in questo naturalmente un lavoro di squadra con i sindacati rispetto a quello che è il mantenimento del contratto del dipendente pubblico con cui con ANCI Veneto stiamo lavorando proprio in questo. Gli ambiti stanno lavorando naturalmente per dare in queste opportunità anche di fondi strutturali che il Ministero porrà in essere nel territorio, un'opportunità perché tutti i comuni possano erogare lo stesso tipo di livelli di prestazioni sociali. E quando parliamo di questo parliamo anche di minori, parliamo anche di quello che è stato poi il bando che la Regione Veneto ha fatto dei primi 1000 giorni di vita, dove c'è sempre più necessaria una collaborazione con gli enti del terzo settore in un'attività che cambia e diventa proprio di coprogrammazione insieme delle attività e coprogettazione per lavorare di squadra anche con il mondo del volontariato, perché sappiamo benissimo che tanti dei servizi che eroghiamo dei comuni, se non ci fosse il volontariato, si fermerebbero. Ecco, io chiuderei anche con la cronaca, perché noi abbiamo visto che insomma è accaduto a Conegliano, ma poi insomma riguarda anche Ponte di Piave. Oggi c'era la nuova udienza del delitto Ceschin. Insomma, lei ha sentito poi uno della banda insomma, che ha diciamo detto movente, ruoli, nomi di chi ha partecipato a quel delitto, e fa pensare insomma, che nel nostro territorio, comunque dove fatti come questi, insomma, con un mandante e degli esecutori di un delitto non ci siano mai stati. Ha colpito anche la vostra comunità? Sicuramente ha colpito tantissimo la nostra comunità, perché la signora Margherita era una persona che nella comunità di Ponte di Piave, nella frazione di Negrisi, era conosciuta e era noto come anche lavorasse proprio nell'attività dell'ex marito, proprio per dare una mano rispetto a quello che era la sua attività. Quindi sicuramente il paese è stato scosso sia nella notizia che c'è stata, e sicuramente c'è una necessità di dare giustizia a quello che
ho visto anche l'appello del fratello della signora Ceschin e soprattutto, ripeto, anche la solidarietà coi figli in quella che è la situazione che si è venuta a creare. Io credo però che questo, come altre situazioni che abbiamo visto nel territorio, perché potrei citare anche la situazione legata a Turretta di ieri, al primo livello sì, ma con più di 70 coltellate, credo che non ci sia stata un accanimento nel far capire che 70 volte ripetute sia effettivamente un accanimento, e quindi vedremo quale sarà anche il secondo grado. Però ci impone anche come comunità di fare un passaggio che magari qualche volta, qualche gesto, qualche singola situazione che vediamo così, magari ognuno di noi ha un proprio ruolo all'interno della comunità, e ricordare magari di farlo presente alle forze dell'ordine, anche qualche piccolo segnale. Credo che questo sia un esempio, un esercizio che noi stiamo anche cercando di fare, non solo nei gesti legati ovviamente alla presa in carico prima degli adolescenti, anche con la comunità educante, con questi patti educativi di comunità che ci mettono tutti in gioco, dalle parrocchie, la scuola, le associazioni, i commercianti e le aziende, ma anche all'interno delle aziende un progetto che proprio la fondazione legata proprio a Giulia Cecchettin, al papà, sta portando avanti, è proprio quella di rendere consapevoli che anche il benessere all'interno dell'azienda passa proprio attraverso questi papà, queste mamme che lavorano e che hanno anche la necessità di avere la tranquillità nel figlio che è a casa, di sapere che c'è qualcuno che si prende carico, e dei piccoli segnali anche all'interno dell'azienda che magari, o anche nei nostri enti locali, che magari non vengono considerati e che a volte passano così, magari fare un po' più riflessione e quei piccoli segnali magari segnalarli, perché a volte un insieme di segnali arriva poi a determinati atti e ognuno di noi nella propria responsabilità e nella propria etica è chiamato a porre in essere proprio questa attività anche di presa di conoscenza, e anche magari nel rispetto, che è una bellissima parola, ma che credo che ogni giorno nelle nostre attività dovremo porre in essere. Potremo anche ricordare che qualche piccolo gesto, se prevenuto o se messa in essere una risposta che blocca magari un'azione, credo che poi sia un utile ruolo di ognuno di noi metterlo in pratica. E con questo appello importante di Paola Roma, un appello importante è quello di non girarsi mai dall'altra parte, magari di lanciare i segnali che ci sono, piccoli o grandi, forse questi potrebbero magari evitare tragedie come quelle che purtroppo ogni giorno noi siamo costretti a dovervi raccontare. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e ringrazio Paola Roma per essere stata qua con noi. Grazie a voi. Grazie, pubblicità. Siamo tornati in studio. Parliamo di vicentini molto più poveri rispetto a 10 anni fa, lo rivela uno studio della CISL, in cui risulta che dal 2015 ad oggi nella nostra provincia i prezzi al consumo sono aumentati in media di più 21,8%, incrementi non compensati dall'aumento dei redditi. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcino hanno sentito Raffaele Consiglio della CISL provinciale. Vicentini sempre più poveri è quello che emerge da uno studio condotto dalla CISL Vicentina, che parla di un aumento dei prezzi in 10 anni del 21,8%, con punte del 31% per i prodotti alimentari e del 44,8% per gli affitti e le bollette di casa. Io sono in compagnia con Raffaele Consiglio della CISL provinciale. Ecco, che cosa emerge da questo quadro analizzato dalla CISL? Emerge che la percezione che hanno le famiglie vicentine, ma anche le famiglie italiane, di vedere gli stipendi e le pensioni non crescere quanto al costo della vita è proprio vera. Ecco, il dato ci dice che gli stipendi stanno crescendo veramente di numeri molto inferiori rispetto all'inflazione, semplicemente perché l'inflazione è importata ed è determinata da alcuni eventi che si succedono a livello mondiale, come quello che ha determinato la crescita e l'incremento dell'energia, ma anche delle materie prime, le guerre e la pandemia che ha colpito pesantemente anche tutto il tessuto produttivo e economico mondiale. Ecco, l'inflazione sta crescendo per questi eventi che stanno al di fuori del nostro paese, non sta crescendo perché aumentano i salari e i salari non riescono a star dietro. Questo è un gravissimo problema da un punto di vista della tensione salariale e delle pensioni
del nostro territorio, ed è una cosa che preoccupa perché mina la coesione sociale e in queste dimensioni avviene per la prima volta nel nostro paese da 50 anni. Ecco, voi vi appellate non soltanto allo Stato ma anche alle istituzioni locali, soprattutto per temi relativi a quello che è gli affitti, la casa. Sì, certo, ci sono alcune azioni che bisogna fare, non è vero che non si può fare niente, è banale ed è sciocco pensare semplicemente che bisogna chiedere gli aumenti, è ovvio che così, è ovvio che lo stiamo facendo, ma i contratti si fanno fatica a firmare e si fanno fatica a firmare, guardiamo il contratto dei metalmeccanici su cui la trattativa non è partita perché chiediamo la giusta quantità di incremento. Ecco, i contratti non si firmano perché non cresce la produttività delle nostre aziende, cioè le aziende non creano più ricchezza come una volta a causa della competizione, a causa dell'inflazione, delle cose che ho detto poc'anzi. Allora siamo terribilmente preoccupati di questa cosa, ma noi possiamo fare delle azioni locali che sono importanti. La prima e la più importante è una politica abitativa forte, che permetta per esempio a chi non ha la casa di proprietà, non tantissimi nel nostro territorio ma moltissimi nel paese, di poter sostenere dei prezzi dell'affitto con i salari attuali. La seconda riguarda la contrazione per mezzo di una politica energetica molto seria dei costi delle bollette e il controllo delle speculazioni, che è una delle cose che sta minando di più il tessuto sociale ed economico locale. Pensi che in un momento come questo, così difficile per il paese, ci sono aziende, tessuti economici che stanno speculando sulla povertà dei lavoratori. Ecco, davanti a tutto questo noi dobbiamo ribellarci, ma il nostro compito non è semplicemente quello di rappresentare il malessere. A noi non serve a niente fare l'elenco delle cose che non vanno. Noi dobbiamo agire immediatamente, per questo chiediamo e crediamo che un grande tavolo che mette insieme tutti quanti e che inizia a prendere in mano queste cose senza lasciarle più soltanto a chi vuole speculare o a chi vuole trarre profitto da queste situazioni, si debba creare immediatamente. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Ed ora vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Cristiano Gaggione, presidente Dolciari Confartigianato Imprese Veneto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Si avvicina la Pasqua. Mancano 2 pasticceri su 3, un settore che in questo momento insomma dovrebbe essere proprio nel culmine del lavoro, insomma a Pasqua, però ci sono delle difficoltà. Assolutamente, è un problema che non lo vediamo oggi, ma lo vediamo già da alcuni anni. Il settore agroalimentare in generale è comunque un settore che tira e che funziona e che va bene. Mancano le figure professionali che fanno stare in piedi le aziende. Questo per svariati motivi. Noi come Confartigianato stiamo cercando di dialogare con le istituzioni e anche con gli enti di formazione per cercare una soluzione, soprattutto per quello che riguarda la fase di orientamento scolastico, perché sembra da un'analisi fatta proprio dall'INAP alcuni mesi fa che ci sia più una fase di disorientamento e questo incide molto poi sulla scelta della scuola, che ricade poi sulla famiglia fondamentalmente. E poi questi problemi ce li portiamo avanti con la carenza di personale. Ecco, lei prima diceva il settore va bene perché ci sono tante aperture di aziende, però poi manca la manodopera. Questo sembra un po'... Sì, è un controsenso. È un controsenso. È un controsenso, però è così. Poi comunque l'artigianato è fatto con le mani, è fatto con l'intelligenza perché richiede studio. Non richiede solo lavoro manuale, ma c'è dietro in tutti i lavori artigianali anche una fase di studio, e poi però il rischio è che le aziende aprono e non riescono ad esprimere totalmente il loro potenziale. Ecco, giovani che non si avvicinano più tantissimo a questo settore. Credo che dovremmo fare un'azione importante nel far conoscere realmente quali sono le opportunità che l'artigianato offre in tutti i suoi settori, non solo quello agroalimentare. L'imprenditore artigiano deve essere più presente anche all'interno delle scuole per spiegare che veramente è un lavoro nella quale in ogni prodotto c'è della storia, c'è della cultura, ci sono delle tradizioni che non possiamo perdere. Il Veneto è la prima regione turistica in Italia e tutta l'Italia comunque va molto bene in questo settore, e i turisti scelgono anche di venire qui perché ci sono i prodotti artigianali.
Ecco, io vedo che sullo schermo si stava preparando il nostro Christian Arboit, che l'ho visto in via Roma, nel cuore di Treviso, dove sappiamo sono stati identificati due rapinatori, di cui uno è minorenne. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo in via Roma, in uno dei luoghi più simbolici di Treviso. Siamo proprio a ridosso della stazione dei treni, è un momento particolarmente affollato della giornata con l'uscita dalle scuole. È anche un momento particolarmente monitorato, come vedi ci sono diversi uomini della polizia locale, uomini e mezzi qui parcheggiati, quindi l'area continua a essere sorvegliata speciale. I fatti che vi raccontiamo e che vi avevamo raccontato a suo tempo riguardano una rapina ai danni di un 25enne contro cui è stato utilizzato anche uno spray urticante, non solo le botte, non solo in quel caso questo 25enne era stato accerchiato da 4 giovanissimi e derubato di cellulare e bicicletta. La refurtiva non è stata recuperata, mentre sono stati identificati 2 dei 4 soggetti. Si tratta di un 20enne residente nella Marca trevigiana e di un 16enne di origini tunisine. Per loro appunto l'ipotesi di reato gravissima, vista anche l'età, è quella di rapina. Quindi in quel caso era stato utilizzato anche dello spray urticante. A incastrarli chiaramente i carabinieri, dopo aver visionato, passato a setaccio letteralmente le telecamere della zona, non solo videosorveglianza pubblica ma anche videosorveglianza privata. Abbiamo parlato anche con alcuni esercenti della zona che ci confermano come i carabinieri siano stati anche da loro proprio per acquisire le immagini. Quindi un quadro comunque in evoluzione, si cercano gli altri 2 complici, ma appunto anche per loro il tempo potrebbe essere contato, quindi i carabinieri confidano di arrivare anche a questi altri 2 componenti la banda. Per il momento da via Roma è tutto, con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero Christian, grazie. Lo avete sentito, poi ovviamente ne parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30, il telegiornale di Treviso. Abbiamo parlato di giovani, giovanissimi vittime, giovanissimi purtroppo invece responsabili di questi reati, invece però parliamo di giovani in un altro senso, quelli proprio di invitarli invece ad un mestiere che insomma è un mestiere importante. Sì, parlavamo di essere presenti nelle scuole, esatto. Prima. Come imprenditori, come artigiani dovremmo cercare di trovare la formula di essere più presenti all'interno delle scuole per lanciare quello che è il messaggio che fare l'artigiano è sicuramente un mestiere importante, redditizio, quindi permette comunque alle persone di costruirsi una vita, e magari potremo togliere appunto dei giovani da queste situazioni che non sono sicuramente le migliori. Quindi un lavoro che dobbiamo fare è assolutamente quello di collaborare e di coordinarci di più con quello che sono gli enti di formazione e con le istituzioni che seguono poi questo ambito. Cos'è che spaventa maggiormente secondo lei i giovani nell'avvicinarsi a questo tipo di mestiere? Un po' la conoscenza, perché magari si va a stereotipi e siamo rimasti che il panettiere si alza a mezzanotte, lavora a degli orari impegnativi. C'è da lavorare sicuramente, però la tecnologia comunque ci aiuta a lavorare in maniera diversa e a mantenere una qualità artigiana molto importante. I giovani, dalle analisi che vedo, chiedono molta flessibilità in termini di orari di lavoro. Il fine settimana hanno un po' di difficoltà nel dire ok, vengo a lavorare, e per le nostre attività, soprattutto nel comparto agroalimentare, è chiaro che sono delle richieste che non coincidono con le nostre esigenze. Ecco, un'altra problematica del settore, non solo il vostro, un po' in tutti i settori, ma in questo momento, essendo Pasqua, nel vostro settore, è quello che sono aumentati i costi delle materie prime poi.
Sì, diciamo che siamo a Pasqua, quindi abbiamo aperto l'uovo e abbiamo trovato, un po' come per tutti, i costi energetici che continuano ad aumentare, le materie prime che continuano ad aumentare, il cioccolato ha avuto un incremento incredibile di prezzo. Lei diceva quasi del 100%. In alcuni casi anche del 100%, questo per cambiamenti climatici, per costi di trasporti, per vari fattori, politiche economiche dei vari stati. Nelle ultime settimane abbiamo sentito dei dazi, quindi questo comunque incide un po' sono più fattori che incidono su tanti costi che chiaramente ricadono poi sul prezzo finale del prodotto. E quindi ovviamente questo cosa comporta? Che vengono aumentati i prezzi? Un aumento di prezzo sicuramente, si cerca di rimanere più contenuti possibili, ma i costi sono reali e quindi dobbiamo comunque gestire un'impresa. Ecco, quindi questo sarà purtroppo la sorpresa nell'uovo, speriamo non tanto alta. Non sarà tanto alta. Ecco, però invece una cosa importante che di cui prima stavamo parlando era la qualità. La qualità che va assolutamente va testata, va riconosciuta, controllata. Esatto, va riconosciuta. Si parla molto di etichettature, quindi anche l'Unione Europea è molto attenta a questo fattore. Invito tutti a leggere le etichette, perché comunque ci sono differenze tra un prodotto industriale che può essere fatto nel miglior modo possibile rispetto a un prodotto artigianale, qualcosa c'è, quindi impariamo a leggerle. Diciamo che è un bene per noi, perché comunque ci alimentiamo più volte al giorno e mangiare sano sicuramente può aiutare a star bene. Ecco perché si diceva che insomma un prodotto a volte che costa davvero magari poco rispetto ad un altro che costa di più, però poi se si vanno a leggere gli ingredienti fa la differenza. Fa la differenza, ed è bene appunto avere la conoscenza. Gli strumenti ce li abbiamo tutti, perché ormai siamo collegati alla rete ogni minuto, e lì possiamo andare a vedere le varie diciture, le varie sigle. C'è un bellissimo libro che si chiama Il libro delle E, nel quale spiega che cosa indicano tutte queste E, e molte non sono proprio salutari. E purtroppo la gente questo non lo sa, quindi molte volte si sceglie per prezzo e forse... Sì, anche questo è un lavoro che stiamo facendo noi anche come Confartigianato, nel comunicare queste differenze e nel rendere consapevoli le persone che ci sono comunque delle differenze. Ma ripeto, le etichette ci sono, quindi andiamo a leggerle. Ecco, e torniamo invece a parlare dei pasticceri. Ne mancano, però insomma la gente troverà l'uovo di Pasqua, la gente troverà le colombe, se no facciamo preoccupare tutti quanti. No. Troveremo, ci sarà tutto, la produzione ci sarà sicuramente, la settimana prossima sarà il clou decisamente della produzione, e direi invito tutti proprio a scegliere un prodotto artigiano che dà un valore in più anche all'interno del pranzo, delle cene, e dietro ad ogni prodotto c'è comunque una storia, c'è una cultura che deve essere tramandata anche ai nostri ragazzi e alle generazioni future. Non possiamo perdere questi valori che sono fondamentali, fanno parte di noi. Ecco, facendo un salto indietro, lei diceva dobbiamo avvicinare maggiormente i giovani. Avete qualche numero di personali, di quanti ne mancano come a livello proprio in Veneto su 2.700 addetti ne mancano 1.800, quindi è un numero è importante. Un 67% di persone mancanti. E questo chiaramente mette in difficoltà le aziende. A volte qualcuno, magari anche per raggiunti i limiti di età, non avendo un ricambio generazionale e una struttura che può rimanere in piedi, decide anche di chiudere, e questo impoverisce comunque il paese e la società. Ecco, hanno chiuso in tanti del settore? Hanno chiuso in tanti, questo è indubbio. Cambiano i modi di consumare, cambiano le opportunità di acquisto, e quindi i negozi comunque devono adeguarsi e magari far conoscere e comunicare che il prodotto che viene fatto è un prodotto diverso, è un prodotto unico, e dare una motivazione perché il cliente venga nella tua pasticceria o in qualsiasi negozio del comparto agroalimentare in generale, insomma. Ecco,
Adesso passa il periodo insomma del momento clou, ecco, che è quello di Pasqua, e poi si inizieranno iniziative, immagino, proprio per invitare i giovani a intraprendere o almeno a conoscere questo settore. Ecco, fra queste iniziative... Beh, innanzitutto, come dicevo prima, stiamo lavorando con gli enti di formazione, che è un po' il passo fondamentale, perché in Veneto comunque funzionano, perché le iscrizioni dei ragazzi ci sono, poi rischiamo un po' di perderli quando finiscono un po' il percorso scolastico. E questo ci sta, è un po' fisiologico, quindi dobbiamo riuscire ad entrare all'interno delle scuole per far capire il valore di essere un artigiano e anche come si gestisce un'impresa. Già chiaramente all'interno delle scuole i docenti spiegano come si può aprire un'azienda e quali sono poi le eventuali difficoltà che uno può incontrare, in modo che possa anche affrontarle. Noi imprenditori ci viviamo tutti i giorni, quindi lo viviamo nel campo e possiamo spiegarlo probabilmente in una maniera più incisiva. Ecco, che cos'è che chiedono maggiormente i giovani, oltre agli orari più flessibili? Sì, questo principalmente il tempo libero, nel senso che vogliono un po' avere questa flessibilità di orario e il fine settimana fanno fatica a lavorare. Questi sono un po' i fattori che incidono di più nella scelta poi del lavoro, non tanto neanche lo stipendio, perché comunque con i rinnovi dei contratti nazionali c'è stato un adeguamento anche in questi termini per il nostro settore e quindi gli stipendi non sono malvagi, diciamo. È cambiata un po' la cultura rispetto al passato, cioè prima ne parlavamo, c'era insomma il fornaio che iniziava presto, adesso per carità ci sono i macchinari, però iniziava presto, finiva tardi e si lavorava sabati e domeniche. Adesso un po' la cultura è cambiata del lavoro. Un po' la cultura è cambiata, ripeto, gli strumenti che abbiamo a disposizione sono molti, i macchinari ci aiutano, l'organizzazione del lavoro anche, quindi ci permette comunque di non fare orari come venivano fatti una volta e di poter vivere una vita anche per noi, anche sociale, perché altrimenti facendo molte ore ci si richiudeva all'interno del laboratorio. Questo ci permette di sviluppare comunque tutta una serie di prodotti di qualità artigianali e di avere anche la possibilità di avere una vita sociale e di crearsi poi appunto una famiglia e di fare tantissime altre cose. Ecco, fra l'altro ci sono scuole proprio dedicate a questo settore, scuole importanti dove comunque insomma non mancano le iscrizioni, no, che poi si perdono per strada. Le iscrizioni ci sono, poi qualcuno chiaramente finisce il suo percorso scolastico e decide di fare un'altra strada. Al momento però c'è talmente tanta richiesta che tutti quelli che escono non riescono a colmare questo gap che si è creato nel corso degli anni. Nonostante dunque il turnover degli studenti che arrivano, escono, nonostante questo non si riesce a colmare ancora questo divario, perché comunque è un settore che funziona e è in espansione. Ripeto, noi siamo la prima regione turistica d'Italia, quindi pensiamo alle spiagge, pensiamo alla montagna, alle Dolomiti, alla stagionalità, c'è una richiesta e una necessità di avere operatori che siano presenti nelle varie strutture. Vogliamo ricordare quanti ne mancano, perché magari la gente non riesce a darsi un... su un numero di 2.800 addetti adesso ne mancano 1.600 all'incirca, queste sono le stime che sono uscite dall'ultimo studio, quindi è un numero importante. Ci vorrebbero più anni di scuole per riuscire a colmare... O più scuole, insomma una soluzione è indubbio che debba essere trovata, e il fatto di mettersi intanto a parlare con le istituzioni, con Regione, con i comuni, con gli enti di formazione può comunque dare la possibilità di creare una soluzione e di trovare un punto di incontro. E c'è un dialogo aperto con le istituzioni proprio per cercare di favorire. Ne abbiamo parlato tantissimo di mancanza di manodopera un po' in tutti i settori. Nel settore turistico davvero sta diventando un problema annoso, perché ogni anno ci dicono che un po' in tutti i settori poi alla fine davvero... Non è solo quello agroalimentare, c'è un po' tutto e quindi dobbiamo trovare una soluzione per almeno calmierare quello che è questo gap. Ecco, si parla di... qualcuno dice ma ci sono tanti disoccupati, i giovani non trovano lavoro, però in realtà forse il lavoro c'è.
Il lavoro Però... c'è, è per quello che dobbiamo, come dicevo prima, invece di fare una fase di orientamento e indirizzarli in una scelta più consapevole, anche per un loro futuro, insomma. Quindi se dovessi invitare i giovani ad avvicinarsi al suo settore, poi ovviamente a tutto il settore turistico, perché lo sappiamo che a settembre ci sarà lo stesso il bilancio positivo magari per quanto riguarda i turisti, ma negativo per quanto riguarda la manodopera. Cosa direbbe ai giovani per incentivarli a venire, anche a provare, perché poi provando alla fine... Tutti i lavori artigianali mettono in campo sia mente che parte pratica, e questo è da stimolo, perché da quando si inizia a lavorare poi non si finisce mai, non si smette mai appunto di costruire nuove ricette, di studiare, di provare, e è a livello personale una gratificazione enorme quando riesci a vedere che il prodotto poi riesci a costruirlo, a renderlo fruibile e che poi alle persone piace. Quindi personalmente ritengo che sia veramente uno dei lavori più belli che si possano fare. Io lo ringrazio davvero, ringrazio Cristiano Gaggione per essere stato con noi, e speriamo davvero che tanti giovani si avvicinino a questo settore, perché come ha detto, insomma, non è soltanto una cosa manuale, ma è proprio una cosa anche mentale, riuscire a portare a termine un prodotto e renderlo proprio fruibile al pubblico. Io ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione, ringrazio i registi che ci hanno seguito, l'appuntamento prima edizione è per domani, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.